La crisi uccide il lavoro. I giovani sono le prime vittime, escono dalla scuola e trovano porte sbarrate sul loro futuro. Anche in Veneto il girone infernale della disoccupazione è sempre più bollente. Il dato è certamente in peggioramento, il Veneto non soffriva di questo tipo di problematiche e oggi ne soffre. È una disoccupazione che va al 6%, è una disoccupazione giovanile che raggiunge il 25, il 27%. Numeri crudi, quelli che escono da Job e Orienta, il Salone Nazionale per la Formazione e l'Orientamento nel mondo delle professioni, inaugurato oggi alla Fiera di Verona. I giovani cercano squarci di luce per il loro futuro, ma finiscono per vagare nel buio della crisi, fino a perdere le speranze e a cadere nella rassegnazione. C'è una disoccupazione giovanile altissima nel nostro paese, oltre 2 milioni sono i ragazzi sotto i 29 anni, cosiddetti NEET, cioè coloro che hanno abbandonato lo studio, non hanno un lavoro ma non chiedono e non ricercano nemmeno una nuova occupazione oppure un nuovo percorso formativo, sono forse i frutti più amari di questo periodo di crisi. Quello che ci deve preoccupare sono quelli che non cercano, che hanno un difetto di motivazione, che si arrendono e stanno a casa. A questi bisogna dire: signori, si esce e si va a caccia di lavoro. Vietato arrendersi. In effetti, anche nella stagione della crisi le occasioni non mancano. Il lavoro certo è centellinato, ma c'è. 135.000 aziende oggi, ci dice Unioncamere, cercano alcune qualifiche ma non riescono a trovarle. Quindi è ulteriore segno che se tra scuola e mondo del lavoro la contaminazione c'è, e su questo noi ci stiamo impegnando da diversi mesi, allora i risultati si trovano. Il sottosegretario all'istruzione mette il dito nella piaga. Il meccanismo che mette a contatto chi offre con chi cerca il lavoro si è inceppato, non è fluido. Manca innanzitutto un rapporto tra la scuola e le professioni. Ed è questo l'obiettivo del governo: portare gli studenti nelle aziende, nei laboratori. O vanno nei laboratori, mettono le cosiddette mani in pasta, come molti ragazzi degli istituti tecnici o professionali chiedono a gran voce, oppure vanno per periodi di 3-4 settimane in azienda a imparare cosa hanno studiato sui banchi di scuola per alcuni anni. Queste sono le prime sfide.